Per la prima volta sono arrivate in gondola dopo un corteo sul Canal Grande a 2. Le 12 Marie del Carnevale Venezia 2023 sono approdate oggi nel pomeriggio in piazza San Marco e presentate così alla città e ai turisti provenienti da ogni parte del mondo. Solitamente lo sbarco a San Marco era accompagnato da dei portantini da castello fino in piazza. Quest'anno invece la novità del corteo acqueo in gondola. Durante il corteo, sul Canal Grande, un vero e proprio bagno di folle le accolte. Le rive erano piene di persone per salutare le Marie. È una bellissima avventura che io faccio con loro, perché anch'io mi diverto con loro. Facciamo 10 giorni da sogno, di corsa ma da sogno, perciò io sono felice di vederle che sono emozionate, tese, una aveva addirittura il collo che non si muoveva più dalla tensione. E è bello. Ieri sera gli ho mandato un messaggio a tutte, gli ho detto ragazze iniziamo, il nostro sogno da domani inizia e vivetelo bene, divertitevi che è carnevale. Ieri sera intanto il primo spettacolo sull'acqua all'Arsenale che ha fatto da preludio al corteo del pomeriggio di oggi. Sul palco le Marie con la presidente della festa Maria Grazia Bortolato sono state accolte dal principe Maurice e dal delegato alle tradizioni Giovanni Giusto per il comune. Se non le gioie più belle che possiamo esaltare attraverso le veneziane. È una storia quella che comunque replichiamo durante il carnevale, grazie anche al recupero di Tosi, che sicuramente dobbiamo tutto. È una storia vera. Quindi nel carnevale solitamente si inventano le storie. Invece questa è una storia vera. Pensate, è iniziata nel IX secolo addirittura e la stiamo ancora continuando. Quindi nella storia la continuità di una storia che continua. Ed è questo che oggi dimostriamo attraverso queste splendide ragazze, meriterebbero tutte di vincere sicuramente, che rappresentano e danno continuità a questa storia infinita delle 12 donzelle veneziane, delle 12 Marie.